Buonasera, benvenuti. Di Marco Orioles, il mio vicino al Bangla. Stasera parliamo di immigrazione, ma evidentemente il tema dell'immigrazione si intreccia sulla città, su come cambia la città, soprattutto alcune zone della città, ma non solo. Ringrazio Renata, Marco e Faghi che hanno organizzato un momento di riflessione, perché al di là delle cifre che sono riportate nel libro e che cercano di rappresentare sempre in modo freddo e arido ma efficace quello che è il flusso migratorio, quando parliamo di immigrazione noi parliamo anche, almeno in casa CISL, di integrazione. Buongiorno a tutti. Come cambia la città? Possiamo partire dalla delega che mi è stata data dal sindaco. Allora, in primis ringrazio Renata, che è anche socia del Club UNESCO di Udine, come lo è Marco, tanti di voi presenti, quindi grazie molto per questo evento formidabile che è stato organizzato col suo libro, col libro di Marco, riavvicinamento delle culture, quindi vogliamo assolutamente essere tutti insieme, operare per il bene pubblico, per il bene nostro, delle famiglie, degli amici, della società. Grazie mille, buon lavoro, complimenti. Buonasera a tutti, io sono comunque l'imam del Centro Misericordia e Solidarietà qui a Udine, come diceva anche Marco, via Marano Lagonare, praticamente la struttura più grande del Friuli come centro di culto. Perché vedete i miei figli sono tutti nati in Italia, sono tutti italiani a tutti gli effetti. Mi ricordo con Marco, quella giornata ho conosciuto a Marco, no? E mi ha incuriosito per la preoccupazione che aveva lui e nel fatto di capire le diverse culture. Penso che ci ha dato la possibilità di riflettere il fatto della integrazione e nel capire le norme, le regole di una nazione che non era la nostra. Ringrazio il nostro caro amico Marco Orielis per l'opportunità che mi ha dato di venire a dire due cose sulla mia esperienza e soprattutto anche riguardando la comunità ghanese. Le difficoltà che vengono rappresentate anche a voi come associazione. Ringrazio a Renata che ha voluto organizzare insieme all'ANOLF questa iniziativa. Dobbiamo anche riconoscere che il 47% dell'immigrazione è immigrazione europea. Solamente il 22% è asiatica e il 22,6% è africana. Rappresentanze di diverse nazionalità. Allora, innanzitutto vi ringrazio per questa bellissima partecipazione, vedo tanti amici. Siamo in un quartiere dove c'è mezzo mondo. È un quartiere multietnico da tanto tempo, io lo monitoro dal 2007, raccolgo i dati anagrafici per cercare di capire come sono gli equilibri tra la popolazione italiana e la popolazione straniera. Nel 1990, pensate, il muro di Berlino era appena caduto, in città risiedevano appena 645 cittadini stranieri, come diceva Paolo, lo 0,6% della popolazione. Fu proprio lì, in quel posto, che si presentò un pomeriggio un medico della Costa d'Avorio, che si chiama ancora Ambroise, ma si faceva chiamare Ambrogio ovviamente, e propose alla gestione di organizzare ogni mercoledì sera una festa afro. Mi furono affidati questi dischi che non avevo mai visto, di musica mai sentita, e mi fu dato il compito di suonarla durante queste serate. Io sentivo questa responsabilità, non sapevo chi sarebbe arrivato. La prima sera arrivarono
200 africani. Nel 1991-92 200 persone di origine africana con questi abiti coloratissimi, questa voglia di fare festa, una cosa travolgente, sono nate amicizie sensazionali. Io ho avuto la fortuna di seguire la crescita dell'Islam, la nascita e la crescita del radicamento delle comunità islamiche in questa città. Dalla prima moschea, che era un semplice appartamento, Mohammed, 30 anni fa c'era un appartamento in Viale Leopardi, frequentato da 10 persone, che si ritrovavano perché c'è bisogno di pregare. E nel 2015 se n'è aperta una in Borgo Stazione. Ma perché in Borgo Stazione? Una moschea in Borgo Stazione, ricordo Paolo, ci siamo conosciuti allora, e all'epoca ti scrissi un articolo su quello che poi è una notizia sensazionale, ossia già Borgo Stazione ha i suoi problemi, persino una moschea ci mettiamo, in quel momento in città non si parlava d'altro, e io vi fornii un articolo rassicurante per cercare di spiegare che non stava succedendo niente di strano. Non stava succedendo niente di strano, e però sappiate che il centro islamico di Via della Rosta, non appena aperto, i condomini si sono coalizzati e hanno fatto causa a questo centro islamico cercando di sfrattarlo, adducendo motivi di regolamento condominiale. Borgo Stazione, il posto in cui siamo noi, il quartiere multietnico di Udine. Perché il quartiere multietnico di Udine? Perché da tempo qui c'è una concentrazione, una presenza che in termini percentuali, in termini di rapporto tra italiani e stranieri, è molto superiore rispetto alla media del comune. Abbiamo detto 14,3% di media di presenza straniera a Udine, in Borgo Stazione siamo al 36%, cioè più di un abitante su 3 è cittadino straniero, non ha la cittadinanza italiana, e questo presenta straordinarie opportunità ma anche rilevanti problematiche, perché non è automatico che si crei l'amalgama. Ma io penso sempre con solidarietà al mio amico Fang del bar di Viale Leopardi, che deve gestire la comunicazione, le conversazioni con persone di tutti i popoli. L'italiano, perché tu hai il ghanese, il filippino, il cinese, che usano tutti come lingua veicolare l'italiano. Ed è una cosa straordinaria, perché l'italiano allarga i propri orizzonti a nuove comunità etniche che considerano la lingua italiana come proprio codice comunicativo. È una cosa bellissima da vedere. Succede che qualcuno impari anche il friulano, perché no? Come no? Io ricordo nei primi anni 90, a metà degli anni 90, giovane studioso aggregato al Dipartimento di Economia, Società e Territorio dell'Università degli Studi di Udine, mi fu affidato uno studio che sembrava avveniristico, l'acquisizione della lingua friulana da parte degli immigrati. Detta così sembrava una provocazione, come l'acquisizione della lingua friulana. Ebbene, l'ipotesi da cui muoveva quell'indagine era fondata, ossia, come scoprì facendo numerose interviste ai immigrati, stiamo parlando del 1997, tantissimi, per esempio gli ambulanti, ovviamente imparano il friulano perché devono suonare la porta alla signora, alla signoretta che gli apre, al bundisiore, è il modo più strategico di cominciare una comunicazione. Quindi scopriamo che anche tu il friulano lo sai. Ovviamente, io ho fatto anche 15 puntate della trasmissione di Findini il Furlan con Rocco Burtone, e io credo che Udine sia diventata migliore. Ci ha insegnato l'immigrazione a essere più umili, a non essere arroganti nei confronti della nostra posizione nei confronti dell'universo. Non esistiamo solo noi in questo mondo, esistono altre civiltà, esistono altri sistemi sociali, sistemi di valori, eppure in 30 anni non è successo quasi niente. Dobbiamo ringraziare questa città che ha saputo accogliere col sorriso un sacco di persone che arrivano da 5 continenti, 180 paesi diversi, e hanno trovato in Udine e in Borgo Stazione in particolare la propria casa, il posto dove pregare serenamente, dove farsi un caffè circondati dai colori e dalle bandiere di tutto il mondo, dalle lingue di tutto il mondo. Questo è un esperimento straordinario che, devo dire, a Udine ha avuto un enorme successo. Vi ringrazio.